Settima corsa, prova per anziani di categoria B e C. Favorita Dolomite VF col numero 3, all'1 City Lux, 2 Emergenza Par, 3 Dolomite VF, 4 Eco Gual, 5 Hercules Bar, 6 Can dei Greppi, 7 Dandy de Godrel, 8 2 Italia. Macchina che accelera, si ritrae Can dei Greppi dal 6. È velocissimo Hercules Bar che prende la testa dal 5. Schizza il comando nei confronti di City Lux, all'esterno Dolomite VF, in corda Emergenza Par, poi ancora Eco Gual, in corda Dandy de Godrel, va a fare la terza pariglia 2 Italia che precede Can dei Greppi. 14,4 il lancio per Hercules Bar che ha preso l'iniziativa e guida nei confronti di Dolomite VF che prova ad avanzare all'esterno. Battistrada che va a completare il primo quarto di gara in 29,7. Hercules Bar al comando, Dolomite VF che è costretta al largo, in corda c'è City Lux, poi Emergenza Par, quindi ancora Eco Gual, completamento dei primi 600 metri di corsa in 44,7. Ha ridotto un po' l'andatura Antonio Di Nardo. Al suo esterno si profila ora la sagoma di Dolomite VF con maggior decisione. Secondo in corda è City Lux, seconda pariglia per Eco Gual, terza pariglia per 2 Italia. 59,2 gli 800 metri di gara. Hercules Bar in vantaggio, Dolomite VF al suo esterno, in corda City Lux, poi Eco Gual, in corda anche Emergenza Par, 2 Italia sempre in terza pariglia. Chilometro con le posizioni cristallizzate che se ne va in 1,14,1. Hercules Bar accelera per provare a mettere in difficoltà Dolomite VF, la mossa da parte di 2 Italia che scatta in terza ruota e arriva al lato dei primi, la retta opposta alle tribune passata in 14,3. Insiste 2 Italia che prova ad aggirare Dolomite VF ed andare su Hercules Bar, in corda c'è City Lux con ancora del buono in mano all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, in vantaggio Hercules Bar che galoppa, passa 2 Italia che galoppa e allora City Lux ha via libera, poi Dandy de Godrel e Dolomite VF a largo di tutti i Can dei Greppi, ma City Lux nel finale viene a vincere su Emergenza Par che fa il secondo. Al terzo Dolomite VF, 28,3 ad arrivare, 1,12,7 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di City Lux. Chiusa che potrebbe non essere veritiera perché è transitato prima ovviamente lo scarrierante Hercules Bar, seppur non di molto. Il successo va a City Lux, Riccardo Pezzatini che guida, allena ed è proprietario del 7 anni da Wishing Stone, che trova un'autostrada in retta arrivo perché, come rivediamo nelle immagini, galoppa al paletto di 200 Hercules Bar e poi si arrende di galoppo anche 2 Italia che aveva sopravanzato City Lux, il quale, a dir la verità, non aveva ancora cominciato a correre. Si distende bene in arrivo alla seconda Emergenza Par, al terzo Dolomite VF, la vittoria di City Lux e Riccardo Pezzatini.